Visto di Eccoci Gioventù Politica, un dibattito interessante, quello della viabilità, però adesso ci prendiamo un attimo di relax con questi due giovanotti, vuole dire l'età che non presento già per primo Gastone Sgobbi, così tanto te metti il microfono così che è così. Quasi mi vergogno di dire quanti anni. Lo dica così, tanto lo dica sottovoce, tanto. 86. E il suo meccanico di fiducia? Il suo meccanico di fiducia? Il mio amico meccanico 80. Giovanotti sono partiti in giro per il mondo, ne fatti tutti i colori voi. 62 anni la macchina che abbiamo guidato per fare tutto il giro dell'Europa. Vi dico solo un particolare: quando noi arrivavamo in qualche città importante, tipo Amsterdam, citavo con il professore Amsterdam, quando arrivavamo non guardavano la macchina, guardavano il sottoscritto e lui, e dopo guardavano la macchina. Ha detto drei under 300 anni, tutti assieme, dico quasi. Con la macchina ovviamente, con la macchina. Allora, Sgobbi, lei mi diceva prima di entrare in trasmissione, ha fatto questo giro, però voi siete partiti con questa Topolino di fare il giro d'Europa, però avete detto noi partiamo, evitiamo le autostrade, evitiamo di avere il telefonino, evitiamo tutto e torniamo a fare il viaggio. Vi spiego in 2 minuti. Il problema non era quello di fare un viaggio normale, ma di fare un viaggio anormale, e cioè abbiamo deciso di fare il giro di tutta l'Europa con questa macchina di 62 anni con lo stesso sistema di 60 anni fa. Quindi io ho fatto una dichiarazione ai giornali dicendo che quando partivo volevo ringiovanire di 60 anni, e cioè non abbiamo usato nessuna tecnica moderna, quindi navigatori zero, telefonini zero perché non esistevano, autostrade zero perché non esistevano, nessun tipo di prenotazione per gli alberghi. Ma nella macchina se trovavate due donette per fare... Le lasciavamo per la strada con il nostro grande dispiacere. Immagino, era per curiosità, insomma, era per curiosità. Sì. Quindi quello che era importante era riuscire a fare un viaggio del genere. Perché? Per una mia esperienza personale. Veramente, ho detto, tutti sono capaci di partire da casa con una Mercedes, con una Audi, eccetera, fare il giro, tutte le comodità, aria calda, aria fredda, radio. No, noi andiamo via come si andava via 60 anni fa. E quanto ci avete impiegato? Circa 50 giorni. Abbiamo fatto un viaggio di 6.000 chilometri. Questo due anni fa, giusto? Sì, 2 anni fa, sì, 2 anni fa. Abbiamo passato 10 nazioni, non una, 10. Naturalmente con grossissime soddisfazioni, con anche qualche rischio avventuroso di essere presi e messi anche in prigione, perché a Berlino ho voluto fare una pazzia che non farò più nella mia vita, perché sennò i miei figli mi metteranno in un istituto psichiatrico. Vi spiego. Perché voi, se conoscete Berlino, c'è la famosa Unter den Linden, che sarebbe quella strada dove Hitler faceva le adunate, faceva le famose marce, eccetera. E 500 metri prima e 500 metri dopo della porta di Brandenburgo ci sono tutti segnalazioni e cartelli, un po' più giù così. E cartelli naturalmente scritti in 5, 6, 10, 15 lingue, dove viene detto chiaramente che nessuno può passare quel limite, perché il monumento è un monumento nazionale. E allora io in dialetto ho detto al mio amico: senti Furo, fa finta di niente, ti non te sei niente, non ti si può parlare niente, mignanca. Sono partito, ho fatto finta di non capire niente, la gente per la strada faceva così come per chiedere dove andavamo, e io sono partito a tutta velocità e mi sono fermato esattamente davanti alla porta di Brandenburgo. Sono sceso, grazie signora che sta ridendo, sono sceso e ho fatto le fotografie. Non ho fatto neanche a tempo a fare le fotografie, che sia da una parte opposta sia da questa parte qua,
le sirene sono arrivate 2 macchine della polizia, però quando si sono avvicinati non è che parlassero tutti assieme, parlava uno che era il comandante e ci ha detto intanto nazionalità italiana. Dico io, nicht sprechen Deutsch, keine. Lui parlava solo dialetto naturalmente, mi spiego, e quindi non capivo. Insomma, in poche parole, per farvela breve, mi ha fatto capire che se entro 10 minuti non porto via la macchina, mettono in galera io, lui e anche la macchina. Senta Sgobbi, ritornando, lei è molto conosciuto, è andato anche nelle TV nazionali perché è un amatore di macchine, di moto d'epoca. Sì, sa cosa. Ritorniamo al discorso, mi diceva 29, mi corregga, e 37 a moto. Sì, però è bene chiarire a questo pubblico interessato, e cioè guardate che io ho queste autovetture non perché io sia una persona ricca o roba genere, tenete presente che sono tutte macchine recuperate negli anni, quando le concessionarie buttavano via le macchine o quando i meccanici, mi spiego, non sapevano cosa fare. Io le ho le ho portate a casa e col mio caro amico, mi spiego, smontavamo completamente le macchine e recuperavamo tutti i pezzi che erano originali e quelli buoni, mi spiego. Il resto che non andava bene si buttava via tutto. Dunque lei va in garage e dice 1, 2, 3, mi faceva prima il segno, sì, Barabanci, Cicocò, e scendeva e prende la macchina, esatto, e sono tutte funzionanti. Tutte funzionanti. Ma voi due andate via anche in moto, poi no? Sì, lui specialmente. Sì, lui fa anche 600 km un giorno, questo è via di testa. Sì. Ma stia attento, poi mi diceva che ha mandato una lettera a Elkan della Fiat. Sì, un'altra cosa importante. Che gli ha risposto poi. Sì, esatto. Dunque, ho scatenato un mezzo putiferio perché io ho fatto una dichiarazione ai giornali italiani dicendo che volevo ringiovanire di 60 anni partendo, e che il mondo mi era piccolo perché io, oltre al hobby di queste cose, moto e auto, io ho l'hobby di girare il mondo. E con una dichiarazione che ho fatto si sono scatenati gli altri. Ho detto che io ringiovanivo di 70 anni, ma che il mondo mi era piccolo, perché sono stato quasi dappertutto, mi mancano poche nazioni. Ha detto che a 90 anni andrà negli Stati Uniti, tanto per farvi... Allora, la cosa interessante qual è stata? Sì. Qual è stata la cosa interessante? Che visto e considerato che il viaggio che ho fatto in Europa è andato benissimo, ho scritto una lettera a John Elkann, che è il presidente della Fiat, e ho detto: senta, a me è successo così, gli ho mandato la documentazione, sono andato su 480.000 copie di giornali italiani, ho mandato gli articoli dicendo: guardi che io, visto che è andato bene il viaggio in Europa, avrei intenzione di ripetere questa esperienza per fare il viaggio e per visitare tutti gli Stati Uniti. Tutti, neanche un po', tutti. Parcheggia davanti alla Casa Bianca. Mi hanno risposto e mi ha detto: caro signor Sgobbi, mi dispiace ma non possiamo assolutamente darle nessun conforto perché la sua macchina non è omologata per andare negli Stati Uniti. Chiudo. E che cosa hanno detto? Che tutte le macchine italiane arrivate negli Stati Uniti, mi spiego, erano macchine costruite per gli Stati Uniti, quindi dovevano avere determinate cose che solo gli Stati Uniti potevano avere. Concludendo, visto che lei ha un museo di auto e moto d'epoca, è visibile anche alla gente oppure se lo tiene? No, sono cose mie personali. A sue personali. Senta, mi dà al meccanico, quando siete andati via, Odillo Barbiero, è sembrato via qualche pezzo di ricambio, gli dà il microfono? 35 kg di pezzi di ricambio dentro in macchina. Bene, dai, è andata bene. Facciamo un bel applauso a questi due ospiti. Altro che voi con il bus che vi lamentate dei dossi. Questo ha fatto 6.000 km, dice con una macchinetta che fai 80 all'ora, forse neanche. Poi ci lamentiamo che si è rotto il condizionatore della macchina. E poi vi lamentate del condizionatore, il toro sono anche via. Però mi scusi, quando fanno la manifestazione delle auto d'epoca, spero che una delle sue ci sia.
Infatti che vengono passano. sempre a prendersi le macchine. Sì, Ecco, sì. Ma guardate poi quella che ha fuori, è uno spettacolo, perché lui con l'amico, vi rubo un secondo solo, con l'amico meccanico, ha una macchina che per quello ho chiesto la domanda delle donne, non è una domanda banale, perché loro poi la scappottano e fanno i belli, cioè guardatela perché è uno spettacolo davvero. Va bene, allora, vediamo... Però, scusate, la soddisfazione che ho avuto è questa. John Aiken mi ha detto, sappia se le fa piacere, che mai nessun italiano ha fatto una cosa del genere. Scusate, sapete, così mi ha detto. Ecco, vabbè, diceva non si sentiva senza microfono perché non ce l'ha più, ecco lì ce l'ha il meccanico e gli ha portato via anche il microfono, però ha avuto i complimenti di Hacker, mi sono parole povere. Vabbè, andiamo invece a parlare dei nostri problemi che sono più gravi di questi, molto più gravi mi sembra di capire. Volevo tornare nel discorso dei 20 pullman. Diciamo che con quei 20 pullman 22, tutte le linee sarebbero coperte con pullman ecologici a metano, diciamo, a parte le corse bis. Il problema qual è? Che la fusione o la svendita, come qualcuno la chiama, porterebbe un taglio di 1,5 milioni di chilometri su Padova e provincia. Dunque, con i 500.000 già fatti sarebbero oltre 2 milioni. Loro ce la vendono anche come molte sovrapposizioni, che se volete vi faccio anche un esempio di una sovrapposizione, ma ci vuole un po' di tempo. Dunque forse avremo anche pullman in più, dico io, questo volevo far presente, certo. Che si parla molto di inquinamento, è una delle città più inquinate e loro taglieranno un ulteriore 1,5 milioni di chilometri. Mica poca roba. C'è un rappresentante del sindacato, se mi dice che nome gentilmente... Sono Stefano Pieretti della DL Cobas. Noi siamo un sindacato che da ormai 20 anni è presente all'interno dell'azienda e rispetto alla fusione abbiamo sempre espresso un parere negativo, perché così come è stata ipotizzata, di fatto questa fusione va a togliere la possibilità ai cittadini padovani di controllare il trasporto pubblico, così come è accaduto con la svendita di Acegas ad Era. L'ipotesi che noi riteniamo possibile oggi è semplicemente quella invece di fare una grande società con tutte le con tutti i vari capiluoghi del Veneto che diciamo così può affrontare le prossime future gare che l'Europa ci vuole imporre e comunque mantenere la possibilità di controllo del trasporto pubblico all'interno delle città. Questa noi crediamo sia una soluzione fattibile, possibile e che ci dà anche la possibilità di pensare il trasporto pubblico sì, in ma maniera faccio una domanda, la allargata. situazione com'è oggi con questa amministrazione? Se un domani cambia l'amministrazione, come tanti qui dentro si augurano ovviamente per ovvi motivi, cosa potrà cambiare all'interno di questa società? Secondo lei, in maniera positiva per i padovani? All'interno della società assolutamente bisogna che cambi chi la gestisce, perché di fatto questi 5 anni ultimi hanno dimostrato in maniera chiara che quelli che sono stati messi lì a gestire la società non ne sono capaci, punto primo. Punto secondo, la cosa che deve assolutamente essere assunta da chi va a governare la nostra città è quella che la soluzione del trasporto pubblico e della mobilità a Padova non può passare che attraverso un ragionamento che veda tutto integrato, per cui autobus, parcheggi, car sharing, bike sharing, tutto quanto. Deve essere tutto una cosa unica, tutto gestito in un modo Francesco Piva, che è sotto lì, che ascolta attentamente, lei cosa pensa delle abilità a Padova? Eccolo lì il microfono, eccolo qua. Ecco, cosa pensa di questa situazione un po' preoccupante visto il dire dei nostri ospiti? Seguo questo problema da 45 anni. Purtroppo per me mi rendo conto che Padova non ha il coraggio di decidere quale città dovrà essere. Non l'ha deciso quando c'era il periodo della bubbana e c'erano soldi a non finire, non lo decide neanche adesso che si presenteranno delle difficoltà tremende. È invece fondamentale che la città
che nasce come la città delle carrozze alla fine dell'Ottocento e prevede una capitale del Veneto in Padova, perché le disponibilità economiche che Padova aveva permettevano questo, e abbiamo una misura nella grande viale che porta dal centro alla stazione, il Ponte del Popolo, è la misura della città da 500.000 di abitanti, non da 70 o 60.000 quello che aveva. Bene, è venuta la prima guerra mondiale, sono scappati per sempre i capitali, Padova è rimasta una povera città. Ora, più si è poveri, più diventano gravi i problemi del traffico. Noi abbiamo presentato una quarantina di anni fa, e molti tassisti erano d'accordo, nel scegliere un trasporto pubblico tipo time sharing o qualcosa del genere, cioè più persone nello stesso taxi che fanno percorsi analoghi e quindi utilizzabili. Bene, non si è riusciti a ottenere niente. Avremmo reso estremamente vantaggioso, perché giravano taxi con 8-9 posti al posto di una sola persona, e questo è un meccanismo che noi l'abbiamo copiato come idea da Istanbul, però adesso c'è anche a Napoli, adesso è un po' problematico farlo qui. Non lo stiamo neanche lontanamente facendo. Certo. Pellizzari, facciamo un po' di giro rapido. Tutto questo ne va ovviamente anche a conseguenza dei commercianti, perché questa viabilità rende quasi, se non impossibile, l'entrata nella città dei padovani stessi o dei turisti. Allora, riepilogando, vince qualcuno, cosa chiedete a quelli che vinceranno le prossime elezioni per i commercianti di Padova, per la viabilità di Padova, in maniera costruttiva? Cosa chiedete voi commercianti? Guardi, io innanzitutto voglio sottolineare che abbiamo perso 5 anni di tempo. Perdendo 5 anni di tempo, per un residente può avere un significato, per un commerciante ne ha un altro. Basta passeggiare per le vie del centro storico per verificare, toccare con mano, guardare, osservare quanti negozi hanno chiuso in questi ultimi 5 anni. E mi creda, solo per la viabilità? Non è, guardi, soprattutto per la viabilità, perché non è solamente questione di crisi. Noi siamo in contatto con colleghi, con amici di altre zone. Guardi, faccio un esempio pratico. Nell'Alto Vicentino noi conosciamo dei commercianti che operano a Trissino, che lei mi dirà, ma dov'è Trissino? È nell'Alto Vicentino. No, ma che voglio dire, non sono grandi città, sono piccoli centri, piccoli paesi che hanno saputo svilupparsi e diciamo praticamente hanno saputo dare delle risposte sia ai cittadini che ai commercianti. Io credo... Scusi? No, sto parlando tra mi scusi, me, no, io ogni tanto dico, no, parlavo con la regia, cercavo di comunicare. Ecco, quindi allora appunto ribadisco, non è solamente una questione di crisi, è una questione di crisi, e questo non possiamo sottacerlo, ma è strettamente correlato al problema della viabilità. Faccio riferimento a quello che diceva prima il nostro amico, e diceva, ma appunto sono stati sentiti, sono stati ascoltati gli autisti? No, non sono stati ascoltati. Ecco, appunto, non sono stati ascoltati, e prima sorridevo perché appunto mi veniva da pensare, ma quando mai la base dei commercianti è stata ascoltata? Ma lei lo sa che è da un anno che praticamente noi chiediamo appuntamenti costanti con l'assessore al commercio, con il sindaco che non ci ha mai ricevute, tranne che in campagna elettorale. Perché non ve li danno questi problemi? Ma guardi, lì sa, io mi affido alla sua professionalità e alla sua serietà. Quando li avrà qui in studio, e oggi non ci sono e mi dispiace, glielo chieda. Invitati tutti. Sì, no, voglio dire, glielo chieda e poi eventualmente mi chiama e mi sa dire che risposta le danno. Per sapere... Cioè, ascoltano solo determinati... Ma certamente, vengono ascoltati i poteri forti della città. I poteri forti, e questo è il momento veramente... Quali sono i poteri forti? Scusi? Mi può dire quali sono i poteri forti? Guardi, i poteri forti sono le associazioni istituzionalizzate, possono essere i costruttori, gli immobiliaristi, sono tutti quei centri di potere che non hanno nulla a che vedere con la base
dei padovani, cioè con chi opera, diciamo, in città. Adesso voglio dire, la base dei commercianti fa parte non tanto delle associazioni istituzionalizzate e vorrei dire nemmeno delle camere di commercio. Renzi l'ha detto in maniera molto chiara, quando è venuto a Treviso, guardi, diciamo cosa bellissima, appunto ha fatto alzare, voglio dire, cioè, questo è stato riportato fedelmente dai giornali, ha fatto alzare i rappresentanti, i presidenti della Camera di Commercio, di Asconf, Confcommercio, Confesercenti, li ha fatti alzare perché ha detto voglio che in prima fila vengano le partite IVA. Si sono alzati i presidenti, sono andati dietro, si sono seduti davanti le partite IVA. Le partite IVA. Questo è un segnale molto chiaro ed inequivocabile, cioè noi abbiamo bisogno per uscire da questo impasse di ascoltare la gente, di ascoltare i conducenti degli autobus, di ascoltare gli artigiani, di ascoltare i commercianti, di ascoltare anche i residenti, perché guardi, i residenti tante volte subiscono le scelte dell'amministrazione comunale e appunto vengono praticamente strumentalizzati. Il vivere male di questa situazione in questa città, che si nota chiaramente da tutte le televisioni che facciamo, la gente non se ne accorge, quando va a votare non capisce che dovrebbe cambiare, cioè mi domando perché delle volte ci sono delle cose che sono talmente chiare che uno dice domani vado e cambio il volto alla città, guardi, invece non lo fa, perché? Il problema, no, guardi, diciamo, appunto le ho risposto prima, allora ci sono, allora la città è governata dai poteri forti, la città, il paese, non solamente Padova, sì, allora ci sono i poteri forti. Le persone normali, guardi, appunto ho letto sui giornali, mi pare notizia di ieri o l'altro ieri, perché adesso ripeto, faccio la rassegna stampa con molta attenzione. Allora, sono stati erogati 80.000 euro, diciamo, agli amici degli amici in campagna elettorale. Secondo lei per chi votano queste persone? Può fare anche il nome? Beh, guardi, basta prendere il Gazzettino di oggi o di ieri, adesso non ricordo, ecco, voglio dire, cioè, 80.000 euro sono stati appunto, appunto erogati ed elargiti, insomma, dipende dai punti di vista, certo. 80.000 euro. È evidente che si creano voglio dire, dei circuiti che poi ovviamente ce li troviamo. Posso chiedere vengo da tutti, se siamo rapidi sono le 23. La domanda è stata perché i cittadini, lei ha fatto la domanda perché i cittadini non vedono queste cose, perché oppure le vedono e non cambiano. Ecco, non cambiano, perché purtroppo secondo me c'è poca conoscenza. Il numero delle partite IVA che si sta difendendo in questo momento è nettamente inferiore ai redditi di lavoro dipendente più pubblico piuttosto che privato, per cui le problematiche delle partite IVA sono conosciute in minima parte. Le vive l'imprenditore, le vive il professionista, ma il grande pubblico non le conosce. Cioè, adesso chi è che sta sentendo la crisi? Le partite IVA, i dipendenti eventuali delle aziende private, il pubblico forse la sente un po' meno. Questa mancanza di conoscenza della concretezza dei problemi porta a non capire queste necessità come quelle che ha espresso il signor Pellizzari. Cioè, non sono sentite dalle persone probabilmente, non le vive, non si rende conto. Io ho un motto all'interno di Idea Padova: senza impresa non c'è lavoro, senza lavoro c'è la crisi. Ovviamente. Quindi tutto parte proprio da noi, dalle partite IVA, la crescita, ma la gente deve capirlo e conoscerlo. Scusi, posso proprio diciamo, un piccolo flash. I residenti del centro storico si stanno accorgendo che vi è una stretta sinergia tra loro che abitano ovviamente il centro storico e i negozianti, perché quando ci sono dei buchi, vuol dire quando ci sono delle saracinesche abbassate, sta cominciando a diventare un problema gravissimo di criminalità, di mancanza di sicurezza. Esatto. Quindi ecco, voglio dire, anche coloro che forse qualche anno fa hanno firmato per istituire le ZTL si stanno ravvedendo, perché hanno sicuramente qualche macchina in meno, ma hanno tanti balordi in più sotto casa, con la preoccupazione il commercio sano e si è aperto il commercio di droghe e di disgrazia. Quindi voglio dire, ecco, è una cosa abbastanza articolata. Volte, succede che anche l'imprenditore, vado e poi vengo anche da lei, l'imprenditore in media non valuta bene com'è il mercato o chi deve decidere. Esempio, io una volta vedevano costruiscono case, mi chiedevo ma dove trovano la gente che ci va ad abitare? In centro a Padova vedo negozi di scarpe,
mi sembra un po' esagerato, prima o dopo qualcuno chiuderà, non è che ci sia anche un po'... Il problema è che stanno chiudendo tutti adesso, ecco, adesso non sì, solamente ma negozi c'è stata anche un'apertura un po' selvaggia di certi negozi. No, professore. Sicuramente sono stati aperti anche uno in serie dietro l'altro quando sono state liberalizzate le licenze, una gelateria accanto all'altra. Il professore diceva anche quelli. La clientela, quindi nel centro storico rimangono tutte quelle mercanzie, tutti quei prodotti che non vengono particolarmente venduti. No, professore, lei va bene, era per l'altro ospite. Prego. Non vengono venduti nei grandi magazzini, quindi ci sono scarpe, ci sono gioiellerie, eccetera. Il problema è che Padova deve essere gestita in maniera alternativa e avere coraggio di farla, ma farlo bene. E adesso non è che i prossimi eletti saranno così bravi di aggiustare tutti i danni che sono stati fatti in tutti questi anni, perché diciamo che non ci fermiamo soltanto al periodo di Zanonato, ma anche precedentemente sono state fatte dei danni notevoli. Via dei Ponti Romani era un percorso bellissimo, è stato tombato dal sindaco Crescente in maniera oscena, e si potevano trovare altre soluzioni, si poteva a quell'epoca organizzare Padova in maniera diversa, in maniera tale che fosse maggiormente vivibile. Ma io riaprirei sia via San Francesco e riaprirei via Altinate, perché altrimenti le traverse che vanno verso la periferia non ce ne sono più. Bisogna fare il giro, tutto va a finire in stazione, è in quel gorgo da cui non si esce mai, con percorsi lunghissimi, e obblighiamo i taxi naturalmente a fare dei prezzi al tassametro che sono esagerati rispetto al percorso. In linea d'aria ci sono 500 metri da fare, in realtà si paga 18 euro. Cusumano, allora ritornerò, poi vengo da lei. Sì, se vogliamo parlare di commercio sicuramente abbiamo un problema a Padova, dato che tanti negozietti comunque stanno diventando dei beceri parcheggi in centro storico, e c'è questo cambio di destinazione che a mio parere dovrebbe essere vietato. Comunque è importante dare anche la prospettiva alle imprese di dire ok, apri, tu nuova impresa che apri sarai agevolata nell'apertura. Per quanto riguarda appunto questo tipo di apertura... Per fare come, evitando fargli pagare tasse, come farebbe lei? Ma sicuramente le nuove imprese, dato che non ci sono, bisognerebbe incentivare dicendo apri intanto con una tassazione minore, poi quando l'attività è avviata... Allora vince il Movimento 5 Stelle la candidatura di sindaco, la prima cosa che farete? Ma la prima cosa che faremo... In termini di viabilità, non in termini di altro. In termini di viabilità sicuramente i trasporti, che deve essere collegata a un'apertura più prolungata dei locali all'interno del centro storico, con dei trasporti anche che diano accesso alle persone così, senza dover arrivare in auto, e questo è molto importante perché un buon sistema di trasporto porta la gente in centro. Ora, io prima ho sentito parlare dei dossi, sono stati fatti anche dei sovrappassi a Padova, anche abbastanza inutili, come quello di via Venezia vicino al Biri. Non so quanti soldi siano stati spesi, però a vederlo insomma è molto bello. Ha avuto un costo credo a persona altissimo, perché comunque le persone continuano ad attraversare la zona più vicino alla stazione, non vicino alla rotonda del Biri. Si può studiare anche dei sottopassi. Sicuramente quello dei dossi è un problema molto grande, perché comunque nonostante... Ma allora voi cosa farete? Farete, togliete i dossi, poi fate i parcheggi, cosa farete? Sicuramente dei parcheggi scambiatori gratuiti, sicuramente come veniva detto prima, tutti i servizi devono essere convogliati in un unico servizio per il cittadino padovano. Il cittadino padovano deve avere una tessera unica che gli permette di accedere a tutti i servizi, deve pagare il parcheggio, deve pagare l'autobus, deve poter pagare anche in parte il treno, può poter pagare anche il bike sharing, il car sharing, la biblioteca. Si possono fare molte cose, si può convogliare tutto questo per avere un servizio più efficiente, più veloce e anche con una gestione diciamo più pratica. La cosa fondamentale comunque che ci tengo a dire, io ho sentito molti di voi parlare di partecipazione con i cittadini. Io sono contentissimo di questa cosa che voi lo diciate, bisogna poi continuare. Noi del Movimento 5 Stelle lo stiamo facendo, facciamo votare le nostre proposte di legge, vengono confrontate nel web, si decide tutti assieme, poi vengono presentate e si ottengono anche dei buoni risultati. Questo lo vogliamo portare anche a Padova, cioè che ci sia più vicinanza
Ma non è solo la vicinanza tra amministrazione e cittadino. L'amministrazione deve fare da collante tra gli amministratori delle aziende e i lavoratori al loro interno. Mi è capitato poco tempo fa che sono stato appunto a fare un piccolo flash mob alla stazione dei treni di Padova, appunto in occasione di autobus che erano lì presenti molto vecchi, e dire: si pensa a spendere altri 70 milioni per una nuova linea del tram quando a Padova abbiamo ancora questo gasolio. In questa occasione mi fermai a parlare con un autista, e questo autista, che lavora lì da più di 30 anni, mi ha detto non ha mai preso in considerazione le sue proposte. Il ruolo dell'amministrazione è anche riuscire a far conciliare le cose. Figure. Perfetto. Mi può dire che il suo nome? Andrea Conz. Andrea, prego. Giacomo Cusumano mi ha già preceduto per quanto riguarda un argomento, perché sentivo appunto il problema più grosso è che i cittadini non riescono a farsi sentire da parte di chi decide, da parte di chi fa le delibere. E dobbiamo assolutamente, tutti i cittadini di qualsiasi componente politica, qualsiasi, a uscire di più da casa, andare negli ex consigli di quartiere che diventeranno presidi o quello che diventeranno, e dire le nostre cose. Non aspettare soltanto di avere un microfono in mano, vincere l'emotività, andare alla televisione, dire, per esempio, mi permetto di dire una cosa da poco, però uno che abita all'Arcella o alla Guizza, se vuole andare all'ospedale, prende il tram, deve andare alla stazione, fare il cambio e prendere l'autobus per andare in ospedale. Ecco, è un disagio, insomma, poterlo dire, magari non si può fare niente, ma poterlo dire. Bisogna avviare un processo di partecipazione ai cittadini. Mi pare che ormai il tempo storico sia avvenuto, attraverso il sistema web, attraverso tutti i sistemi che dicevano anche l'importante è essere partecipi. L'amministrazione che deve partecipare. Claudio Cali, inizio con te un giro conclusivo da parte di tutti, perché Pano vuole intervenire, vedo che ha il microfono da 3 ore, non l'ho neanche presentato per l'inizio, per quello mi guarda male tutta la puntata, vero o no? Lui è Spano, che lo conoscete un po' tutti. No, ma guardato male, poi ho detto mi preoccupo un po', perché con quella giacchetta lì arancione non si sa mai, che poi è quella che diventi eventi. Conoscete, comunque sapete chi siamo. No, niente, quando parlo sono una lingua abbastanza che si insinuano un po' dappertutto. Volevo solo far dire che sarebbe ora di fare delle denunce, ma delle denunce contro chi sta facendo dei lavori che dovrebbero essere poi rifatti. Faccio un esempio tangenziale. Meno di un anno fa hanno rifatto su tangenziale l'asfalto, 2 centimetri di asfalto. Si sa benissimo che dopo poco si può rovinare. Le rotonde non possono costare 250.000 euro. A Padova Est hanno fatto 2 rotonde completamente inutili. 2 ne hanno fatto, una attaccata all'altra. Cioè, se noi andiamo a vedere queste cose qua e poi diciamo che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, solo che però se voi mi guardate nel taschino e me li metto qua i soldi, cioè 5 li spendo per la strada e poi magari 5 me li metto in tasca, sarebbe ora di fare la denuncia, dire basta a questo modo di fare politica, basta a questo modo di gestire la città. Basta. Claudio, iniziamo il giro conclusivo, mi dicono la regia, abbiamo pochissimo tempo, quindi 30 secondi a tutti ve lo chiedo, ovviamente chiedo se qualcuno ha parlato un po' meno degli altri, chiedo già scusa, prego Claudio. Io dico questo, c'è una mobilità di Padova che va gestita, se torna su Ivo Rossi la nostra mobilità viene svenduta, il comune non la possiede più, non la gestirà più. Questo non possiamo permettercelo, è una cosa semplice, i padovani lo sanno, che siano commercianti, residenti, dobbiamo poterla gestire perché così gestiamo la sicurezza dei nostri quartieri, dei nostri centri storici. Bravissima, veloce, grazie Claudia. Allora Elisabetta Adamo, anche a lei chiedo rapidità in questo giro conclusivo. Io ho sentito molte idee comuni stasera, perché anche idea Padova, in mente la carta unica, ci sono molti propositi comuni, per cui io vorrei un impegno da parte delle persone che sono qui, che chiunque arrivi ad essere sindaco di Padova, visto che le idee sono comuni, nel momento delle delibere continuiamo ad essere comuni e le portiamo avanti in modo concreto Brava. Grazie. Ecco, io volevo dire, mi associo assolutamente alla signora, e poi io da commerciante dico 2 cose. Io porto la mia esperienza e le mie idee, vorrei che anche gli altri portassero appunto le loro esperienze, le loro idee, mettersi insieme e cercare di risolvere i problemi. Io nel nostro piccolo, per esempio, che abbiamo nella nostra via che è molto problematica, parlavo prima di Via del Santo, abbiamo costituito un comitato, che è il comitato Via del Santo, con residenti e commercianti per interagire e risolvere i problemi. Abbiamo fatto anche un progetto appunto con l'attuale amministrazione
e associazioni purtroppo di categoria, perché ci sono sempre, per sistemare appunto una parte di Padova. Il progetto era partito, iniziato, però si è fermato quando doveva arrivare via del Santo Manoli e quindi è sempre la più penalizzata di tutti. Però se uniamo le nostre idee, le nostre esperienze, credo, tutti insieme, visto che appunto stasera più o meno parliamo tutti la stessa lingua, allora sì, allora possiamo risolvere i problemi. Fabrizio Moron. Ma la viabilità di Padova sicuramente quello che è stato sentito qui stasera penso sia abbastanza un senso comune di un'amministrazione che ha fallito. Quindi la Lega vince, Bitonci vince, cosa fa? Sicuramente è molto chiaro, l'abbiamo messo sui nostri punti programmatici, rivisitazione di quello che è la ZTL e parcheggi a ridosso del centro, altrimenti non sappiamo come poter portare le persone a comprare. Tutti poi quella parte di politica che vincerà poi li riprenderemo se non faranno quello che hanno promesso anche loro in campagna elettorale. Ma guardi che di promesse non mantenute è piena l'amministrazione uscente, quindi lì abbiamo perlomeno... Andiamo più avanti. Appunto, bisogna anche provare, avere coraggio anche a cambiare, perché non è che possiamo, certo si promette, si dicono delle cose, ma bisogna anche poter provare a cambiare. Ripeto, prima si parlava di questa amministrazione e questa città che ha avuto una parentesi 5 anni di Giustina Destro. Mazzano Nato è sindaco dal 1995 e tutte le scelte, le grandi scelte di questa città sono state fatte da coloro che oggi amministrano la città, tutte quante, a partire dal tram. Donato Ignenzi. Io ripeto questo, se ha senso dare di vitalità al centro, ha senso anche spegnere le telecamere della ZTL, perché comunque bisogna avere anche una cura estrema in questo caso. Questi amministratori hanno finora giocato a monopoli sulla nostra città e hanno perso. Ora è arrivato il momento di togliere i dadi dalle mani. Cosumano conclude anche lei veloce, ho dato parola concludo rapido. velocemente dicendo che le scelte devono essere sicuramente condivise con i cittadini, altrimenti non andiamo avanti, basta scelte calate dall'alto, basta fusioni come APS era in cui tutti i consiglieri comunali hanno votato a favore, Scapin per esempio, dentro Padova 2020, scelte sicuramente sbagliate. Per la fusione Bus Italia APS abbiamo presentato anche lì un esposto alla Corte dei Conti che in caso ci fossero state delle perdite da parte dei cittadini di denaro sarebbero stati chiamati personalmente a pagare tutti quelli del Consiglio Comunale che avrebbero dato voto favorevole, quindi è finito il tempo delle chiacchiere. Io vi farei firmare una carta davanti a un notaio con scritto: se non rispettate sono 100.000 euro di multa. Non mi faccia fare il... Sarebbe bellissimo. Non mi faccia... sempre sopra gli altri, perché ma lascia che parli. devono rispettare tutte le regole, anche voi, per cui ma noi le carta la rispettiamo. firmiamo tutti quanti, il programma partecipato lo facciamo e non si fatto prima di rispetta. loro. Punto, la fusione non va fatta. Ma è già stata fatta una fusione con i consiglieri che avete avuto? I padovani hanno perso soldi in questo. Ma perché questo lo dici tu? Lo dico io o lo dicono i conti? Le bollette si sono alzate o sono uguali? Cosa sono le bollette? Sono dei numeri scritti che si stanno alzando per i padovani. Andiamo a concludere. Vuol dire che non legge i numeri. Poi abbiamo perso anche l'utilizzo di un inceneritore. Cusumano, L'inceneritore non è più mi nostro. chiede del tempo Siamo dentro Cusumano, al 4, al 5%. Cusumano, devo chiudere. Cusumano, Cusumano mi dà una Zero, mano. non contiamo nulla. Cusumano mi dà una mano. Scapin, devo chiudere, arrivo anche lei nei saluti finali. Bottaro, 30 secondi a tutti, grazie. La verità. Io però, Non c'è nessuna verità. qua la faccenda è che bisogna assolutamente che questa amministrazione vada a casa. Siamo d'accordo su tante cose, una cosa che qua bisogna anche dire, perché io sono in mezzo alla gente da tanto tempo e continuo ad esserci, è che la gente a Padova è stanca, sono tutti stanchi e quello che è ancora più grave è che non è che vadano a votare, sono stanchi e non vogliono caricarsi il peso. Padovani, andate a votare, se volete cambiare queste cose andate a votare. Aldo Moro. Questa sera abbiamo sentito parlare di tutto. Anche lei. Abbiamo sentito che anche loro hanno avuto problemi, gli autisti non sono stati chiamati in causa per decidere che tipi di autobus possono essere utili. Abbiamo sentito parlare degli expertise, cioè di coloro i quali devono decidere per gli altri. C'è un grosso problema,
questi expertise che vengono pagati bene non devono rispondere ad un proprietario, quindi non sono tenuti a raggiungere dei risultati, e quindi una volta che hanno detto vi abbiamo dato gli autobus, finisce lì. Quando poi gli autobus non riescono a girare, non ci sono dei cittadini che vanno a dire a chi ha deciso l'acquisto degli autobus: hai sbagliato, adesso li ripaghi tu. Noi dobbiamo cominciare a chiedere ai nostri politici che quando decidono qualcosa, paghino. se qualcosa è sbagliato, devono pagare loro. Certo. De Franceschi, d'accordo, De Franceschi, rapido che lei, De Franceschi, davvero, perché sono fuori tempo massimo. Io voglio dire che questa amministrazione deve cambiare. Noi siamo scesi in campo proprio come lista civica, sosteniamo Pitonci perché abbiamo condiviso il programma, l'abbiamo costruito assieme, e anche la viabilità ha i suoi punti di risposta da parte di questa coalizione. L'amministrazione deve cambiare, se vogliamo cambiare, io anch'io questa mattina ho sollecitato gli elettori, deve cambiare, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che se il traffico deve rispondere anche a un incremento per le attività produttive, io auspico che le attività produttive non aprono e chiudono in un battente perché c'è gente impreparata. Rossetto, anche. rapido anche lei. Dobbiamo fare una piccola ricetta, come una torta, no? Ci vuole un pizzico di capacità di ascolto, un pizzico, molta competenza, ma soprattutto mettersi al servizio. Credo che questo dovrebbe essere la politica, se non voglio essere un sognatore, ma insomma credo che sia molto semplice, questo deve fare la prossima amministrazione. Cardona. Telegrafico, più corse verso le borgate più esterne, più corse notturne, parcheggi scambiatori, tecnici che vengano messi nelle condizioni di fare il loro lavoro, e basta con un'amministrazione che dopo tanti anni si è dimenticata di dover rispondere ai cittadini. Pellizzari, 30 secondi anche a lei. Io spero che ci sia veramente la volontà per la prossima amministrazione, chiunque andrà su, di interloquire un po' di più con la gente, e quindi c'è veramente la necessità di ascoltare, perché si esce da questo momento drammatico solamente se si fa sinergia, se si fa squadra e se si ha l'umiltà di ascoltare i suggerimenti di tutti. Fabio Scappi? Sì, tanto per dire che in Padova 2020 della partecipazione abbiamo fatto un must, ma una linea di condotta continua. Il piano per risolvere la mobilità a Padova l'abbiamo fatto insieme agli autisti, e abbiamo in mente, abbiamo le proposte che presentiamo, che sono sicuramente i parcheggi, tutto quello che è parcheggi scambiatori, e i proventi dei parcheggi che finanziano la mobilità degli autobus e quant'altro, si chiama Ecopass. È un piano molto ben studiato che intendiamo presentare, ripeto, studiato assieme a chi della mobilità fa il proprio lavoro. Marcassa. Sì, va rivista tutta la progettazione sulla mobilità in questa città, a cominciare dal tentativo di vendita, di svendita di APS Bus Italia, dalla programmazione sul tram, vedere se quel percorso va bene, se è proprio il modello giusto, se non va rivista una rete diversa, integrata anche con il sistema extraurbano di questa città, e consentire un accesso più agile al centro della città, soprattutto per favorire i commercianti. Attenzione, una virgola solo, ribadisco che se vince Rossi la svendita è una cosa di fatto, e abbiamo perso la possibilità di incidere sulla mobilità padovana. Vedete di non votare Rossi allora dopo. Certo che non si deve votare. Voglio vedervi al ballottaggio. Certo che non si deve votare Mi Rossi. lasciate finire. Vedremo il ballottaggio. Poi stiamo qui fino alle 2 e ne parliamo. Allora dire qualcosa, Piva. Ce ne danno il microfono, rapido, Piva, eccolo lì, ce l'ha, se lo porta a casa a Spagna. Prima volta in Italia che succede. Avere il coraggio di riprendere i rapporti col cittadino. Noi abbiamo cancellato scientificamente la partecipazione dopo la guerra dei cittadini, avevano dei loro circoli, erano significativi. Li abbiamo trasformati in consigli di quartiere non significativi, è andata via la voglia ai cittadini di partecipare. Dobbiamo riprendere questo, con forza. Certo. Passiamo a casa, chiudiamo la puntata, mi sembra una puntata molto interessante. Cosa ne pensi? Adesso, partecipazione. Democrazia non è altro che partecipazione. Se vengono esclusi i cittadini dalle decisioni, allora non è più democrazia. I cittadini devono sapere decidere e capire quello che i politici stanno facendo.
Per fare questo non basta dire faccio il tram anche se è bello, devono presentare un business plan. Costa tanto, si paga in tanto tempo e l'utile è questo e le difficoltà sono quest'altre. Dopodiché il cittadino dà la sua approvazione. Non bisogna aver paura dei cittadini o considerare dei cittadini dei sottosviluppati, perché abbiamo visto che la politica spesso esprime invece sottosviluppo mentale. Bene, in conclusione, ringrazio tutti ovviamente. Se volete, da domani il signor Sgobbi mette a disposizione una delle sue automobili per fare un giro turistico per Padova, va bene? Buonanotte a tutti, buonanotte, grazie. Padova, antica ascoltatrice.